ti gaeto il gazzettin. Ma come vuoi che abbia tempo di leggere il calzettino? Ti vedi cosa so io fare? Con tutto quello che avevo da fare, non ho letto il calzettino. Ma ti sa manco che anno che sei? Anno? Sì. Mi sembra che mi abbia tempo da perdere con gli anni che passano. No, è una domanda. Che anno è? Tu non sai che anno è. Vedi cosa sto facendo? Va bene. Era il tempo d'anni che ha fatto. Prova a rispondermi, Era no? d'anni che ha fatto qua. Lo so. Ho tutto da mettere a posto. Che anno L'anno, oggi l'anno è quello giusto, il tempo anche. Io non volevo arrivare nel 2018. Perché questo è il 2018. sei? Sì, ma ti vedi che se non ti ese il cassettin non ti ho sa letto il niente. calzettino, che ho tempo. Allora qua. Guarda che disastri che fanno. Gli anni che passano fanno questi danni. Leggia qua. 250 anni dalla morte del grande poeta Zorzi Alvise Baffo. Sei morto baffo? Sì. E nessuno mi ha detto niente. Non mi hanno avvertito nessuno. Ma se Io sono qua che lavoro da anni, da decenni, da centinaia di anni. Ma se passato 250 anni però. E quanto tempo già ti credi che mi faccia di fare questo lavoro? Sono centinaia d'anni che mi sto applicando. Guarda, Sì, bravo. gli anni che passano. Peggio per loro. Morto il baffo. 250 anni È dalla morto il morte Baffo. del grande poeta, il 30 luglio del 1768. Direi che è caldo. C'era un caldo da morire, infatti. Zorzi Alvise Baffo passò a miglior vita. Non me l'ha detto nessuno, me l'ha mai avvertito Ecco. nessuno. Ma ti ricordi manco chi che era Zorzi Baffo? Sì, caspita, come no? Di Sì, Baffo sì, era un grandissimo magistrato della quarantia criminale della Serenissima Repubblica di Venezia, uomo integerrimo peraltro, pulitissimo. Era il terrore dei potenti, il suo nome faceva paura soltanto a dirlo. Sì. Perché lui si occupava di giorno dei problemi della città, che governava benissimo, uomo serio, Sì. integerrimo, sposato sposato con una con nobildonna, Cecilia Sagredo, Cecilia Sagredo. peritissima nel clavicembalo e in Esattamente. altre arti che E in non altre posso arti, sì. Solo che la sera, quando lui vedeva certi tramonti sul canale della Giudecca, il sole Mi ricordo che si i tramonti. specchiava, che andava a morire dentro il canale, diventava Mi- una baia di fuoco, lui Sì, sentiva sì, tutto sì. un fuoco Che se- come non se- di che se Sant'Antonio, versa il cuore. sì, e gli si ingrossava tutte le altre membra del suo Esattamente. corpo enorme, e lui diventava un poeta, il più grande poeta priapesco che la storia abbia mai avuto. Andava nelle osterie e consegnava, scriveva e consegnava su dei fogliettini di carta le sue poesie che prendevano in giro i vizi nascosti della gente. Sì, anche a quelli pubblici, insomma. Sì. Ma non solo. Non solo. Non solo. Fu il grande cantore È stato il grande cantore, diciamolo pure, della Mona. e anche del cazzo. Sì, anche del cazzo. Anche un fiato del cuore dei Sì, tete. però più della Mona. Più dell'amore. A cui dedicò versi memorabili. Memorabili. Per infatti, esempio, ne ricorderò una sola. sì. Una e basta una, sì. La donna ha una cosa tanto buona. Ben. La donna ha una cosa tanto buona che tutti la voria e tutti la brama. Oh, con tanti vari nomi la si chiama. Ma il più bello di tutti è Amona. Che ben. Senti che ben sto nome in bocca suona. Al solo nominarlo il cuore si infiamma. Questo fa che la donna tanto s'ama e che dell'uomo la si fa parona. Lo so. E la ragione. La ragione se la tiene si stretta. È come una reliquia ben coperta. Perché la una cosa benedetta. Sì. E qui, perché che sei qui? Sì, io so Qui che la vuol vedere descoperta o che voglia a toccargli la spesetta. Sì, Bisogna che gli faccia la sua offerta. in denaro, anche con la carta di credito, non importa. E cosa già No, rimodelo no, di? che amica ha scritto sul Giamone, però non ti ricordi? So. E ha scritto quelle più alte, Aspetta, perché qua siamo in quelle di più vacanza. alto lignaggio. I gemellini Casanova siamo Dove in sono? vacanza. Dove siamo qua? Siamo sull'isola di Fa un Sant'Orgasmo. caldo da morire. Sì, un'isola. Fino a Rotterdam, di Sant'Orgasmo da Rotterdam. È vicino Venezia, sì, qua. caldo. È famosa isola. Ti vuoi che ti faccia un fiato fresco? Già caldo. infatti?
Dio, mica un caldo da morire. Sarà il prosecco. No, cosa stavamo dicendo? Che non gli ha scritto solo di no, Amona, del non caso, gli ha del cuore, dei scritto, no, tempi. Ha scritto cose assolutamente. altissime di Cose teologia. altissime, Anche. sì. Però siccome mia memoria non mi aiuta, e ora bisogna che mi esa, capisci? Per forza. Dove ti dà il libro dove è il libro del Where is my book? dove ti ho messo? No, dove ti ho messo? Cancella questa domanda che non si può fare in televisione. Dove ti ho messo non si dice. È il libro? Dove è il libro? Where is my book Where is in my book? inglese? Where is- I don't know, non lo so. No, è in Vaisa forse. In Vaisa. Ma a casa perché ho desmentegato. Cos'è questo? Questo è un apparecchio moderno che ai tempi dei Gemellini Casanova non c'era, però siccome noi travalichiamo i tempi passati, presenti e anche futuri. La spusa da freschini. No, questi ma mie perché no. siamo a fare i bimbi Va in bene. salsa per domande Bene. sera. E descritte parole dentro, Sì. E allora dicevamo, Che ha scritto cose altissime, Altissime. oltre che quelle che abbiamo ricordato a Monaco, su Tetecua. Ha scritto di filosofia. anche di filosofia e di religione anche. Infatti celebre fu la sua, come dire, diatriba Sì, intellettuale però. intellettualissima, Una disputa intellettuale disputa filosofica. contro l'abate Lodoli Certo. o con. Contro, insieme con. Quando a un certo momento l'abate Lodoli, Carlo Lodoli. infamissima persona peraltro, definito morse o morì e lui gli dedicò questo bellissimo sonetto che i nostri amici usano anche riferire a persone che non sono l'abate Sì, no, Lodoli, no. perché si può adattare a chiunque. Zonto all'inferno, quel terribil frate che se sta al mondo un frate busaron, quei diavoli s'ha messo in confusion, savendo che con tutti più combatte. Esso negre, arsirae, rabiose sattega messo subito indosso Pluton e in fondo la cassà d'un caldieron, perché ai danai nolgherompa e cueate. Ise tanto colori i danai spaventai, che per quanto chi sa chi se inseguro, iga paura d'essere busarai. E per questo i sa pusar col culo al muro e messi in guardia come sta i soldai, lo sta a aspettare col casso duro. Bellissima, questa è altissima poesia. Sì. Bellissima. È Zorzi al Visebaffo, che verrà appunto celebrato, no, per i suoi 250 anni dalla sua dipartita, va celebrato. La sua dipartita è il 30 luglio, ma il 30 luglio è un giorno infamissimo, un lunedì, un martedì, che insomma noi altri non abbiamo tempo da perdere. E invece sabato 28 luglio, Di che anno? di quest'anno qui, Questo. che anno è questo? 2000 qualcosa. 2018, ti aiuto a me. Il 2018 e il 28 luglio 2018 e a partire dalle ore 20 nella sede della Compagnia di Calza agli Antichi a San Trovaso verrà celebrato Giorgio Baffo con la lettura di alcune poesie. Tutte 750 più anche in 3 lingue. in 3 lingue, in italiano, cioè in veneziano, francese, inglese perché gli Tedesco antichi no, hanno perché anche fatto tedesco no, tradurre, perché no. sti antichi non abbiamo, e ha fatto anche tradurre Giorgio Baffo in inglese da una coppiata meravigliosa che vi spiegheremo in seguito. Sì, si fa con tutte le lingue. Quindi. Tutte le lingue, è un poeta plurilinguale. Ecco, sì. Io ho conosciuto una che aveva 2 lingue una volta, Sì, cioè infatti, che era bilingue. anch'io l'ho conosciuta, era la stessa che abbiamo conosciuto insieme, era Poi bilingue. Il poeta ha annunciato la sua apparizione dopo la mezzanotte. Sì, ma con Così ho calma saputo. però, se non fa abbastanza freddo. Sì, sì. Ecco, basta, cosa dobbiamo dire di più? Venite a Arrivederci, trovarci, venite a arrivederci, è stato trovarci, mi bellissimo. saluti questo simpatico amico. Arrivederci.